accelerare, dovete rimanere di questa andatura, entrate e andate dritti, non obliqui. Andiamo, vai, vai Matteo, vai, così, vai, piano, adesso andate dritti e aspettate il segnale. Andiamo avanti, 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 avanti. Pronti? 1, 2, 3. Valido il segnale con velocissima Annie Pan da 20 metri, al comando va solista Desi. All'esterno c'è Tango Bar che cerca posto allo steccato, poi Zastavadaghi che è andata all'esterno al lato di Banatina. Prova a ripiegare in corda Giovanni Ghirardini, poi Annie Pan che avanza. Intanto solista Desi, Tango Bar e Belba Baggins si staccano in lotta. Primi 200 metri passati in 14,8 da solista Desi che ha respinto Belba Baggins. In terza posizione Annie Pan. Poi allo scoperto Allocco Jet con in scia Universo Jet. 29,4 per il primo quarto di gara da parte di solista Desi che si mantiene a buon ritmo in vantaggio. Belba Baggins lo segue, Annie Pan in terza posizione, 600 metri in 44,9. Prosegue in vantaggio solista Desi, sempre seguito da Belba Baggins e da Annie Pan. Muove in terza ruota Universo Jet, perché la scia di Allocco non era produttiva. E dopo 800 metri in 59,5 si porta in quarta posizione. Solista Desi continua in evidenza. Nei confronti di Belba Baggins, Annie Pan si scosta dai birilli dopo 1 chilometro in 1,14,3. Solista Desi prosegue di gran lena. Belba Baggins sempre in seconda posizione a un paio di lunghezze. Ora si mette anche a tirare solista Desi. Parecchio in gas il leader che viene ora stappato da Alessandro Manfredi davanti alle tribune. Ha stampato un 14,2. Annie Pan che prova a scavalcare Belba Baggins trascinandosi Universo Jet. Intanto il leader ha fatto la piegata di destra ancora in 14,4 ed è un paio di lunghezze avanti ad Annie Pan e Universo Jet che provano a ricucire. Solista in vantaggio, Universo che va a lato di Annie a 400 metri dalla conclusione. La dritta di là passata ancora in 14,2, 1,57,1 il primo miglio da parte di solista Desi che è leggermente riavvicinato da Annie Pan e da Universo Jet. Solista che ora deve impegnarsi per replicare ad Universo Jet che arriva all'esterno. Annie Pan che aspetta l'open stretch. 15,1 per la piegata, solista in vantaggio, attacca Universo, va di dentro Annie Pan, passa Universo Jet, Annie Pan di dentro, Universo e Annie, Universo e Annie, Universo Jet sul palo, si difende da Annie Pan e vince a media di 1,14,3. Al terzo posto ancora solista Desi. 15,4 per la retta d'arrivo, ha tirato via tutta strada solista Desi provando la fuga, ma Annie Pan e Universo Jet gli sono arrivati in breve a tiro e nel finale Universo Jet all'esterno con Matteo Zaccherini vince con un'incollatura di vantaggio nei confronti di Annie Pan. Al terzo posto solista Desi. Il training di Universo Jet è quello di Marco Azzaroni da programma, colori ovviamente della scuderia Limitless.